Allora, io avevo sempre pensato, se sei italiano, tu sei figo, cool, e invece tante volte mi contavano di che se tu arrivavi, se tu in America tu eri italiano, ti mettevi in... Oh, quando ero giovane io, non potevo più gli italiani. Sai, chiamavano italiani, WAPs, nongs che non erano miei nongs. Non volevo in Venus, di Venus si sciampa. E avevano di stare in un tocco di Toronto che era per immigranti. Sono tanti che avevano cambiato il cognome o non. Io avevo un olivero e per me lavoro suo padre, l'ha tagliato là, era Mr. Oliver. I clubs privati da inglese, dal centro, noi ebrei, noi italiani. Tanti fulani che a volte che venivano su andavano o in ferrovie a lavorare per 3-4 mesi oppure in miniere a Sudbury, eccetera. Lui ha lavorato in mine di oro dal 23-24 fino dal 47, dopo le guerre. L'antatiase per via di somari che era vecchiute, è arrivata a Feagne, mi dicono che è arrivato con le Gucci e tutti in blanco, l'americano come lo chiamavano, e ha conosciuto le mari. Io credavo di stare per poco tempo, no? E invece... E mia madre ha detto che va per un anno. In ottobre del 29, allora proprio quando la depressione è cominciata, e che ha durato per qualche 5 anni, ma era anni proprio di miseria. Se l'avevi fuori a camminare, ti avevi piantato in file, che l'avevi aspettato per mangiare, miedi, smessi, che l'avevi acceso la carità. 1932. È iniziata come società di mutuo soccorso. Si sono messi insieme a scominciare il gruppo della famiglia fulana. E là in davanti è forse l'unica che è sopravvissuta, esiste anche come. Tutta la Furlana che veniva dai paesi di Fana, Cavazzo Nuovo, Sequals, erano quasi tutti mosaicisti. Mio padre lavorava di mosaica. Un po' di questi hanno fatto proprio fortune. Allora, mi arrivato e dato il lavoro subito, e mai stato sempre. Facevano i lavori negli ospedali in tutto il Canada. Non era tanto, perché in che volta Toronto era più piccola. Ovviamente erano i lavori che facevano guadagnare bene. Il soffitto del museo era stato costruito, mi pare, dal 1930, sia i Pieri che i musicisti venivano dalla scuola di Spielberg. Sono lavori difficili nella nostra comunità italo-canadese e anche furlane, ma sai che durante il fascismo purtroppo l'Italia era dalla bande opposte. Aveva un po' di partito con la polizia, perché cosa anche posto fascista. Il nostro governo di Keynes ha addirittura prelevato
il capo famese e a portarsi al campo di concentramento a Petawawa. Se in Italia, alcuni vinghesi, ma chi no, altri Mussolini per noi, non era noi. Per un paese che era scierato, reticolato. E io mettevo in diretti, perché era italiano, avevano che i spis, loro poi non avevano in Trapoli così. Loro hanno vissuto lì mi pare 8 o 12 mesi. Nome 12 anni fa il governo canadese l'ha riconosciuto che l'ha sbagliato e ufficialmente il primo ministro Mulroney ha domandato scuse alla comunità. È venuto il mio uomo che era moroso che volte. Allora lui è venuto in Canada, dopo mi ha fatto l'atto di richiamo. Mio padre era già qui dal 52. Il viaggio 12 giorni di nave. Finché aveva questo per gli emigranti era terza classe. Terribile, si sentiva tutto il movimento dall'anghe e mi ha fatto male tutto il viaggio. È stato un viaggio un pochino duro. Un'esperienza che io non sarei poi tornata in lavoro con la nave. Arrivato a Halifax, io sono arrivato il 2 ottobre del 54. Di Halifax era un treno che mi portava a Toronto, che io mi tu 3 giorni. Ogni volta che una vaccia aveva iniziato a salire la ferrovia, il treno fermava perché aveva indirizzo. Era un treno tipo vecchio con le banche di legno. Gli insomma alla valise che l'ha portata con me. Ma l'avventura di venire qui era proprio un'avventura, un'opportunità di avere esperienze che dai piccoli paesi, dai nostri può a monti che a volte non si poteva neanche immaginarsi, no? Ho visto in presenza che gli anni grandi dell'immigrazione erano dopo il 1948, all'inizio degli anni 50, in Friuli miseria enorme. Perché in Italia non avevi questa c'è. Si sposava subito da guerra e non aveva un futuro là in davanti per formare una famiglia. E io ero in che generazione che non aveva né lavoro né opportunità di cercare lavoro. A potevi là, stai Stati Uniti, se avevi un di reclamo di un parente. Potevi venire in Canada, se firmavi un contratto di lavorare alle ferrovie, o avevi qualcuno che deve si ti hai il posto di dormire. Potevi scegliere l'Argentina, che in quel momento passava un momento nevole bello dall'economia del mondo, e potevi scegliere il Sudafrica o l'Australia. Mio padre scompagna sempre a lavoro o in Germania o in Germania e che altro. E così si è scelto il Canada, e la possibilità era lì e così. E sono là a lavoro di edilizie anche in lavori miseri veramente, perché Il primo lavoro che ho fatto, o muratore o carpentiere, ma non vuole, l'ha detto facerai altro. Insomma, era meglio che non riesci a rodeare, perché Toronto era un paese anche più grande. Ma... Sarei domani arrivato a lavorare come un operaio. Era builder, buildava chiesi. E fatto i best in Canada in dei sai che non sono stante a San Martin. E così un po' la volta i manuai sono diventati solo i parons. Dal muratore si è diventato l'imprenditore in più, con un uomo solo, con 2 suoi e con 15 dopo. Dopo vi incroppato il tocco di terreno, vi costruito la prima casa e dopo 3, 4 e si è diventata la comunità che attualmente ha deciso che le prese immobiliari a Toronto.
Comunque sono partiti d'Inghilterra e d'Irlanda per venire in America, erano i Quakers, i protestanti d'Inghilterra, che loro non bevevano, non facevano, non lavavano a fare niente. Domenica tu stavi a casa, non potevi fare niente. La domenica una volta che non era noi quando si arriva io. Non era in Cines, non era in partiti di ballone, non era noi. Fred, tappaiavano, bevevano un tai e già di certi è finita la storia. Chi finché tu hai 21 anni, tu puoi dire che tu ne osteria bevi? Si comprava il vino del California. Sgranavano a chiesa, depestavano a chiesa. Si lavorava, si faceva il vino. Il vino che tu amico si diceva uno è tan buono che mai. Se sapessi che dopo 2 mesi era quasi tutta gente. Il turco alleva per 5, 10, 15 chiesi. E che la settimana che facevano il vino a casa e venivano a casa a prendere i moschini. Sapeva che vivevano gli italiani, perché davanti alla porta, davanti alla strada, ai sciatri che erano pieni di uve. E dopo i tenevano con la trappe. I furlani in particolare hanno semplificato il sistema di fare o un po' di vino anche le schiappe, per dire la verità, anche veramente anche il buono si può fare. Ma... E venivano un lambic. Per ordine che veniva poi, il caffè era fatto e la sgnappa era pronta, per quando erano finiti, poi non era nulla di sgnappa di mitibie. Era un'usanza fissa. C'era due poi uniti, era una comunità poi attaccata alle tradizioni, ma sono due sviluppati, una volta dai nostri anziani, le prime generazioni anche sono partite, sono morti, no? Quindi come sono già i furlani che sono diventati canadesi. Dopo ho vinto purtroppo il terremoto del 76. Naturalmente si era tutti un po' preoccupati. E tutti si aveva in casa. E erano attaccati, si è soffrito perché era la nostra terra. E lì io penso che la comunità è veramente nata di forza. I furlani, i calabresi, i napoletani, i trevigiani sono tutti uniti. Si sono subito organizzati. Tutte le stazioni televisive di Toronto e abbiamo fatto un teleton a favore dal Friuli terremotato. In tai giornali inglesi hanno parlato tanto di queste tragedie. Abbiamo fatto un progetto di oltre 4 milioni e 200 mila dollari, 1976, dunque un lavoro più elevato che no, il franco di UE. Poi queste sono lasting operas veramente. 181 case e 2 ospizi per gli anziani. E abbiamo messo sotto il tetto 586 persone. Abbiamo lavorato un lavoro bene con Zamberletti che volte e con il presidente Comelli. Abbiamo consegnato le classi e si tornasse in Canada. Perché io sono sicuro che qualsiasi furlano che fosse stato al nostro posto avrebbe fatto esattamente ciò che vi fanno altri. Avevo una comunità di 40.000 furlani a Toronto su 550.000 italiani, su 5 milioni di abitanti della città. La seconda città dopo Udine, la più popolosa, fu del Friuli. La comunità furlana è forte, non come qui a Toronto nei dintorni, ma aveva una grande comunità a Windsor,
E dopo al nord anche, che sono là stesse miniere, stesse foreste, e che sono restate lì, anche su Saint Maria, a Timmins. Non sapresti se sono prima canadese, dopo Furlan e dopo... Perché quando ti sono in Canada, sì, sono canadese, tutti sono di Canada, ma tutti noi si vengono un'altra roba più speciale di dove vieni tu. In Canada, gli italiani hanno voluto dire che tu venissi di una certa regione. Gli furlani vuol dire che tu venissi di una certa regione. E più voi davanti con i miei anni, e più mi sento furlano. Io sono 100% furlane e orgogliosa di essi e semplicemente. I grandi tra di loro parlavano furlan, io e i miei sorsi parlavano naturalmente per inglese e i grandi con noi parlavano per italiano. Allora, quando ero piccolo mi pareva quasi che il furlan fosse la lingua dei grandi, la lingua di robi seri, e che l'italiano fosse la lingua infantile. Anche a scuola tu chattavi int kering furlans, allora tu dicevi, allora io posso trabalhare con te in furlan e tu che altri non mi capisci. Allora l'ha aiutato senz'altro a imparare il francese, dopo il spagnolo e dopo l'italiano. Il furlano sono nasciuto, quindi lo parlo bene. L'italiano sono stato a scuola, l'inglese ho fatto un po' di scuola, e il francese l'ho imparato tramite mie cugine, che scugnè, perché mie cugine sapevano il francese. I facevo furlan con mio figlio perché se lui aveva un'idea imparare l'italiano, il tedesco, qualsiasi lingua, accetterà che può insegnarlo, ma col furlan se non lo insegno io, cosa di farlo? If you don't pass that on throughout the generations, then somewhere along the line it's going to die. You know what I mean? So I think it's important that, you continue that. Io lavoro in scuola, sono maestra, e insegno i fruspisui. E arrivi a capire anche che in che zone che lavoro io sono i frus di migranti. Non dell'Italia o il Friuli, ma capisco quando arrivano a scuola senza avere la lingua. E l'inglese, e dico sempre ai genitori di continuare a fare la lingua so. Di questa lingua che non è nessuno che insegna ai frus la sua lingua di casa. Impareranno l'inglese a scuola o sulla televisione o sulla radio o a zuia con gli amici. Quando ti vengi in Canada, that's what my father did when he came to Canada. He didn't go to the United States. He didn't become part of the American dream, which was to become part of America and what it stood for. When my father came to Canada as a Friulian, he came with a dream of being successful, but of also being able to maintain his culture and his language. And by doing that, he was able to pass it on to his children, who have then passed it on to theirs. Our dream is different to American. Our dream is a multicultural dream. Dicevano che volevano fare un mosaico. Allora, un mosaico è una collezione di tanti colori, di tanti aspetti. Okay? Non è come negli Stati Uniti che si chiama un melting pot. Qui in Ontario è un esperimento che è cominciato tanti anni fa con il primo ministro Trudeau, che è cominciato questo esperimento di tutto il mondo qui in Canada, specialmente qui in Ontario. Dagli anni 70, 75, ha istituito una politica di multiculturalismo. And so for me, I'm very comfortable. That doesn't mean that we might not want to change it or adapt multiculturalism to the times of today vis-a-vis 20 or 30 or 40 years ago. But for me, it's an important policy because it never asked my father or mother
to give up their Furlang ancestry at the border of Customs Canada. They were encouraged to be who they are, who they were, to celebrate their language, their culture, their religion, and at the same time take on board values that belong to this country. And I think that's a winning formula that keeps countries and peoples and communities not apart, but I think more cohesive and conducive to harmony. Aqui em Canadá, existem muitos imigrantes. Não é que únicos são próprios ver canadenses, são indianos. Il principio è che chi è accogliendo di qualsiasi parte del mondo, qualsiasi cultura, religione. È un'apertura, per esempio, che in Friuli non c'è qualche lì a i parenti. Ho sempre desiderato di fermarmi, di crescere in Frusca. Diventai canadese e volevo che siete canadesi, che partecipate alla nostra vita sociale, però invece di finire la vostra cultura. Dai-nos se che quanto culturalmente si sapeva fare, e così si succede. Abbiamo fatto questo bien mosaico, che è il Canada. Per me, essere Furlang è il mio modo di essere un torontese, diciamo. Se tu vas a siri Furlang sulla chatis, se tu vas a siri grecs tu li chatis, i cinesi, indians, tut. Qui si chiama tutte le razze, tutte le lingue. Alle biel anche per tali frutis aviodi, le mie fis aviodi tutti questi culturi che funzionano a suo modo, ma insieme alla cultura canadese. Non è necessario che siate i figli di qualcuno importante, basta che sapete imponersi e potete arrivare a qualsiasi livello. In Italia o senza le storie che se tu sei aristocratico, tu resti aristocratico, e per cambiare là è un lavoro, se tu sei dottore è una roba. Invece qui sono tutti, anche non ho disegno dal tu e da lei che non hai mai capito, perché io sono canadese, ho detto tu a tutti. E non si capisce che distinzione lì tra le nostre culture in Canada perché non esiste. Quindi nessuno ha trattato malamente un altro, perché quella mi piace che si in tutto lo stesso livello. La che sono io sono tanti polacchi, il centro della comunità polacca a Toronto. E una di ieri fuori a camminare e ho avuto 3-4 giovani polacchi. Si vedevo subito che erano appena arrivati qui a Toronto. Avevano che bravura dei giovani pronti per cominciare una nuova vita. Si facevano la loro lingua camminando per strada. E tutta colpa io ho aiutato mio padre 50 anni fa e ho capito in quel momento se era l'immigrazione, se vuol dire. Che qui a Toronto aveva una comunità dopo di che altre, uno dopo di che altre, che i cicli di immigrazione è come il respiro della città. Gli immigranti sono si dice, gli immigranti sono la linfa vitale di Toronto. L'economia del Canada è un po' strano, con che arrivano pari in Canada era solamente legno, materie primarie, oro. L'economia è una delle più forti del mondo, più stabile. L'economia canadese è gran parte legata con l'economia degli Stati Uniti. Perché noi facciamo tante macchine che vengono dagli Stati Uniti. Se va bene negli Stati Uniti, se va bene anche in Canada. Finalmente come il mondo ha bisogno di mandare in Cina tutte queste materie prime e si tornasse lì. Più che altro perché siamo un paese che ha tutte le risorse più importanti. Una grande quantità di petrolio e gas naturale. Minerali, acque.
So it's a resource that people want to hold on to, number one. And secondly, I think through water captures a bit of the environmental motivation of keeping that water clean and therefore having clean water and clean air for the benefit of Canadians. Il petrolio, tu puoi fare di manco di là in macchine, tu puoi sbassare le scaldamenti tiase, come che fai in anni con voi là, che è freddo, che col plasin così. Però le aghe non tu puoi fare senza le aghe, o per agricoltura o per qualunque bisogno. Si vedrà fra 20 o 30 anni che le aghe, qui ho 20 aghe buone, ma come oggi la discussione se vengono di sei esportatori anche di aghe, qui comincia un dibattito un po' critico, so che vogliono vendile, altri dicono per no. Io mi ricordo che quando arrivavano le lettere dal Friuli erano grandi feste, che di solito erano piene di robe che dicevano come state, noi stiamo bene, i bambini bene, il giardino bene, e basta così. Allora gli esclamati erano anche questi, come le lettere, Cimut, ben noi, what is Cimut, ben, mame Cimut, ben, what is i fros, ben, il team ci fa gel, ben il team. Emigrante e mangia sempre, da sono sud, si mangia sempre, no? Mi mangia sempre le macchiane. E ricevi ogni tanto un regalo di una roba culturale dal Friuli, era come un piccolo gioiello nella nostra vita. Perché anche tante volte lento un libro, una poesia o senti un record o altro, e tu senti la nostalgia, no? Non si spenta mai. Io torno ogni 2 anni perché lavorando a scuola d'estate, non in scuola, allora sei libera. Ci tengo ogni anno via, o l'orchio io la via. Tornando in Italia ogni tanto ti pare sempre di tornare sul tuo paese, però tu è differente. Un cambiamento, un suono, come tu pensi che se fosse stato lì per 1000 anni o se mai stato lì. E con questi partiti non mi ricordo sempre come vengono lasciati. Ma dopo mi chiatato che stavano bene e che si lamentavano sempre. In Friuli sono state diverse volte con la mamma e il papà. Okay, la prima volta ero in dei Saints e avevo usato frutti perché non era possibilità, non ero in base e dicevi con me che i nonni sanno di conoscere gli gnesi. Ma quando avevi forse dei Saints, hai fatto la prima volta la visita in Friuli. Allora abbiamo fatto sacrifici in giù, tutti e 4, con i frutti. Pur che c'è qualcosa per vivere, mandare in Italia. Se ci chiede tutti i bens che sono stati mandati dagli emigranti, chi ha famiglie per accomodare le chiese o per fare una roba che altre, sono grandi patrimoni che sono là in Italia. Non era soddisfatto. Dopo 3 mesi noi leve di lavorare sotto Paron, avevo voglia di fare da solo. Perché non avevano tante scuole, è stata una grande opportunità. Ti dava l'opportunità di avere economicamente una posizione superiore. Che sono gli issues che sono le vie del Friuli? Sono le vie perlomeno per ragioni economiche, no? O sea,
mie famiglie, ecco, ero in 3 famiglie, in una chiesa, e non si poteva là in Che avevano un'altra vista, un'altra speranza, avevano più grinta, avevano immaginazione. Perché la gran parte che sono partiti, specialmente anche qui Furlangs, avevano avuto un bel po' di successo. Una comunità che diciamo così arrivata a entrare dal mondo economico a grande livello, dal mondo culturale e dal mondo politico. Polizie che era di Toronto, Fantino, dopo come le capo di polizia di tutte Ontario. Ho fatto il commissario della polizia provinciale dell'Ontario. Io ho cominciato le cantine con Kaiser, perché lui è l'austriaco, per stesse motività, per fare vin di EU europee senza il fragolin. Don Geraldo, che ha fatto grandi vins, medaglie di oro, eccetera. Suo papà è venuto di Feagne. E sono incredibili, del Zotto, sono grattacielos, controllano loro il condominium market a Toronto. Brady fa su un paese intero, quasi a Markham, a nord di Toronto, Rudy Brady, che sono 2 furlongs. È una potenza. Sono produttori di salumeria, di prodotti inizialmente erano prodotti italiani, salams, prosciutto, eccetera. Come facevano una gamma di prodotti più vasti, più europei. Lei è venuto il primo senatore, che era Furlan. Che era il senatore Bosa. È venuto ministro del Parlamento federale, che sono Furlangs. Marchi, Sergio Marchi, che era il ministro di commercio del governo federale. Pupatello, che per il mio conto può dire che è il secondo della provincia di Ontario. Non è tanto normale di vedere femmine che vogliono essere nella politica, ma per me, quando ti sono cresciuta al Fogolar Furlan e ti fai, se ti posso fare se va bene non col Fogolar, ti posso fare di tutto, perché lei è una scuola dura. Noi dal 92 siamo venuti come famiglia Furlane in Italia, ho favelato al presidente della regione Vinicio Turello, di che volte se a noi daresse una mano a un progetto che vi in intenzione di fare, cioè viergi la cattedra di lingue furlane all'Università di Toronto con diritti di laurea. Noi siamo la più grande sede di un club, di un'associazione che è qui a Toronto. Il Friuli non ha mai avuto la come di dire io che lì vengo la base, sviluppiamo il nostro commercio con il Canada, con la città di Toronto, che praticamente il cuore, la macchina industriale dal Canada è qui. E vengono 5 milioni di abitanti dalla zona limitrofe. Quindi uno scambio di prodotti, di menti, di cervelli, il terreno è fertile. Il cambio come stiamo facendo, per esempio, col CRODI di Avian, con un grande ospedale del cancro qui a Toronto. E quindi fa di più conversazione a un livello più alto. I scambi con l'università di Uni, per esempio. Quindi sono queste robe lì che sono un lavoro di profeta che si vorresti di fare di poi. Non è poi che non sei che dipendente dal formato di poi. Perché mi ricordi 30 anni fa, ogni volta che vengono parlano sempre della musica, di mangiare, ma alle tante piriche. E non si pensa di tornare, perché non è di tornare come c'erano in altre vite, ma è di tornare per rispetto, di ritornarci che non è vinti a pat dal Friuli qui in Canada.
È una grande opportunità per noi in Canada di entrare nell'European Union. Allora non è doma paresi in Italia o in Friuli, ma ti possessi proprio dal MIES, dall'European Union. E quindi essere più in contatto con robe come research. E guai se perdiamo l'opportunità di non usare le nostre comunità. Le regioni d'Italia che hanno se daresti un volo dal CIAF per poter vedere l'opportunità che vengono altri, ma se che vengono focolati fuori in tutto il mondo. E vi una comunità che ha introdotto sia economicamente che moralmente in tutte le fasi della vita sociale del paese che sono stati ospitati. E io penso che il governo ha di usare queste comunità, perché se non lo usa tutto il lavoro che vi fanno altri che vi sconoscono là, ma tutto il lavoro che vi fanno va perduto per noi.